Sì, sì, adesso comunque sul fatto delle mancanze ci stiamo un attimino adagiando su questo discorso, cosa che non mi piace. Loro organizzatissimi, naturalmente, e non è il primo anno che stanno in Serie A, hanno meritato comunque sia questa sera la vittoria senza alcun dubbio, anche se noi ce la siamo giocata fino all'ultimo, gli episodi come la volta scorsa, questa volta a maggior ragione ci hanno condizionato, ma loro sono stati cinici, ogni palla e ogni spizzata dentro l'area era gol. Purtroppo ci è mancato questo, tiriamo avanti, aspettando anche le mancanze, però noi dobbiamo fare forza sul gruppo. Adesso siamo questi e questi dobbiamo combattere fino a che non una mandata al cielo ci dia una mano. Sì, noi come dicevamo anche la prima intervista che ho fatto con voi, noi diamo sempre il fritto, nel senso che in casa o fuori casa comunque è giusto una questione di campo, poi impareremo a conoscere anche gli altri campi in trasferta. In casa sicuramente speriamo di recuperare qualcosa a livello pratico, a livello di giocatori, ce la metteremo tutta, poi se loro partono già con un'idea che fanno parte della lotta alla salvezza, ben venga per noi a questo punto. Loro sono abituati, noi dobbiamo entrare ancora nell'ottica. Fatto sta 3 partite, 0 punti, tante occasioni, tanti rimpianti, però dobbiamo starci, ci stiamo e adesso combattiamo fino alla fine, come abbiamo detto all'inizio. No, assolutamente, Mario già ci ho parlato a fine primo tempo, non è solito a fare queste diciamo imperfezioni, dovuto anche dal fatto che 2 tiri così un po' deviati, un po' giocatori davanti, ci ha avuto una visuale poco chiara, però l'ha dimostrato in altre occasioni che secondo me e secondo anche voi e secondo chi gestisce il discorso della Lega è uno dei portieri migliori, perciò lui butterà tutto alle spalle, è un portierone, non si va a prendere la mano da una sciocchezza, diciamo così.